Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ho avuto la fortuna di avere tra le mani questo libro che si chiama Manuale per una riforma della sanità in Calabria. Chi ci segue sa che noi dedichiamo tanto spazio ai nostri palinsesti ad occuparci di sanità. Leggo qualcosa. Dal dicembre del 2009 la Calabria è in piano di rientro dal disavanzo finanziario del Fondo Sanitario Regionale, ma nonostante il blocco del turnover, la tentata riconversione di alcuni ospedali, sapete, sono stati chiusi, potevano diventare case della salute, non è cambiato nulla, perché sia per quanto riguarda l'IRAP che l'IRPEF risulta essere molto elevata. I calabresi pagano tantissimo, pagano più dei cittadini di altre regioni del paese, eppure i servizi non sono l'optimum, nel senso che nel recente indagine, se la memoria non mi inganna, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la Calabria è risultata essere l'ultima regione, fanalino di coda, superata addirittura dalla Campania, che era nelle nostre stesse condizioni, col piano di rientro, poi insomma tutta una serie di vicende legate anche al rapporto lì tra la politica, poi il commissario si è dimesso, è stato sostituito dal presidente della regione, insomma qui in Calabria non è riuscita questa operazione, anzi il governo, l'ultimo governo ha nominato un nuovo commissario, adesso si ricomincia. È una sequenza di fatti, di eventi, di avvenimenti, di occasioni mancate, di schiaffi ai calabresi che meritano di essere ben analizzati, ma al di là della fotografia che ci restituisce l'istantanea, no, di questa situazione del sistema sanitario calabrese, bisogna passare alle proposte, perché poi di questo si tratta. Ruben Scuria è qui con me, grazie. Autore di questo libro, insomma, Manuale per una riforma della sanità calabrese. Lei è un medico, ha avuto esperienza, insomma è stato anche all'interno della sala macchine dell'assessorato alla sanità calabrese, quando ancora c'era un assessore, insomma, no? Prima dell'avvento del commissario. Quindi ha contezza di quello che è successo, di quello che accade e di come poterlo migliorare. Io ho voluto scrivere intanto questo libro che ho chiamato Manuale, perché manuale praticamente? Perché è un libro che si rivolge, perché il timore mio poteva essere quello di essere un libro ipertecnico, quindi solo per gli addetti però non lo è, io ho dato un'occhiata, ma invece è un libro praticamente che è accessibile, deve essere accessibile a tutti, senza essere banale, per cui manuale perché alcune voci, faccio due esempi, la voce mobilità passiva. Noi sappiamo dai giornali, leggendo, questa mobilità passiva sarebbe i viaggi della speranza, che aumenta continuamente. Ora siamo andati 363 milioni nell'ultimo periodo, secondo KPMG di 2018, diciamo. Significa che i calabresi non si fidano intanto i calabresi hanno bocciato la sanità calabrese, perché se aumenta da 276 milioni va oltre i 300, vuol dire che i calabresi dicono bocciamo il commissario, bocciamo chi ha gestito la sanità praticamente. Tenga conto anche di un fatto però, perché poi le cifre bisogna anche interpretarle, dottore, cioè nel senso che questa mobilità in quest'ultimo anno pare che non sia aumentata di molto. Il problema è che aumentano il costo dei farmaci, per i DRG tecnicamente, perché se tu vai quindi a curarti in Lombardia per un carcinoma ci sono farmaci biologici che quindi costano e quindi il costo aumenta. Ma perché qui non ci sono questi farmaci? Sì, ma siccome quella persona lì è andata in Lombardia nel 2015, una persona, per quell'intervento, e quell'intervento costava 100, oggi quello stesso intervento costa 120.
perché oggi ci sono questi nuovi farmaci, quindi è questo. Ma tornando, io non mi sono voluto fermare al concetto di mobilità, la cifra, ma ho voluto mettere nel mio libro quali sono le voci più importanti della mobilità, per cui il cittadino, l'amministratore, il direttore generale di un'azienda sanitaria, il consigliere regionale, sa praticamente che noi per protesi d'anca, praticamente la prima voce per costo, no? È la prima voce per costo. E quindi allora a questo punto chi programma deve dire, beh, allora vediamo di superare questa mobilità di protesi d'anca che ci costa tanto, voglio dire, no? O una seconda voce che, non so, la terapia oncologica, escluse diciamo l'oncologia ematologica, che è una seconda voce. Quindi è un libro, voglio dire, che è anche utile entrare dentro il sistema. Lo stesso dicasi dei LEA, no, perché noi, ok, LEA, anche il 2000 siamo stati bocciati, andiamo ancora più indietro, stiamo facendo come il gambero praticamente, ma quali sono questi LEA su cui noi siamo inadempienti? Allora a un certo punto, hospice, no? Sono per i malati terminali. Loro da 5 anni ci bocciano il Ministero e ci dice: avete per gli hospice pochi posti letto in rapporto al numero dei decessi per tumore. Allora in 5 anni i fondi ci sono per ristrutturare. Perché, voglio dire, non devono aumentare il numero dei posti letto per hospice? Cioè, quindi questo il calabrese se lo deve chiedere, no? Perché se 5 anni tu, studente, sei bocciato da questa pagella su quella voce, allora tu praticamente frattura anche qui, sempre per i LEA, perché i cittadini comprendono. La frattura della testa del femore in ultra 65enne. Ci dicono: guarda che tu devi operarlo entro 48 ore. Tu non operi entro 48 ore, abbiamo una percentuale del 25% circa di operati nelle 48 ore, bocciati. Ecco, quindi ecco perché io ho voluto entrare nel merito delle questioni, ed è un manuale questo. Senta, il 13 luglio, lei scrive che il 13 luglio scorso, no? Il sottosegretario del Ministero della Salute, l'onorevole Maurizio Fugatti, rispose all'interrogazione parlamentare che gli veniva posta da altri deputati calabresi in riferimento alla, come dire, cosiddetta rete territoriale in Calabria, che nel 2016 non è stata ancora attuata. Quindi abbiamo perso 6 anni. Ma noi ne abbiamo persi molti di più. Ma diciamo dal piano di rientro, no, sì. 2010, diciamo, sì. 6 anni doveva essere attuata, sì. no? Sì, perché dovevano essere, quando ci hanno raccontato chiudiamo i piccoli ospedali che non servono perché dobbiamo risparmiare, facciamo confluire tutti in grandi ospedali e facciamo in modo che questi ospedali di montagna o periferici diventino case della salute. Poi abbiamo atteso questa cosa, ma nessun ospedale è diventato casa della salute. Ma qua è il punto. Praticamente quello che io contesto è che non si poteva andare avanti con i suddetti piani operativi biennali, perché i commissari, quando sono arrivati, no, cosa hanno fatto? Hanno fatto piani operativi biennali. Dicevano quindi alle aziende sanitarie ospedaliere: dovete fare questo nel biennio. Però se lei praticamente lavora su una tela che è tutta stracciata, non riesce lei a fare il rammendo, no? E allora bisogna avere, quello che io infatti contesto, bisogna avere una visione d'insieme. Quando io faccio un esempio, un'idea di sanità, quando io faccio un esempio sì. E mi domando: ma perché la regione Lombardia e la regione Veneto negli ultimi 10 anni hanno fatto 2 riforme dell'organizzazione sanitaria? 2 riforme. Stiamo parlando di Lombardia e Veneto, e la Calabria dal 2007, quindi sono passati 12 anni, non ha fatto nessuna riforma organizzativa della sanità. 2007 parliamo sempre di quel famoso emendamento all'interno di una legge di bilancio, perché se no
in cui accorparono le aziende da 11 a 5. E se noi dobbiamo andare a ritroso, perché l'unico piano che noi abbiamo, piano sanitario, è quello del 2004. Ma dal 2004 al 2019 è cambiato tutto nella sanità. Io faccio sempre un esempio, dottore. Io dico, la sanità è come una bella ragazza che rimane sempre giovane perché si innova continuamente. Se tu ti fermi a guardare questa ragazza, tu invecchi e non sai interpretarla. È questo che è successo da noi. Cioè noi praticamente non abbiamo guardato complessivamente. Sulle case della salute è una vergogna. È una vergogna. Perché se lei fa la storia di queste case della salute, vede i palleggiamenti, dipartimento, allora si chiama assessorato, pubblica, che era appunto lavori pubblici, poi va alla sanità, poi dalla sanità ritorna ai lavori pubblici, e praticamente noi ogni numero di anni, ogni tot numero di anni, noi firmiamo delle convenzioni, dobbiamo rinnovarle perché cambiano le leggi. L'ultima che venne firmata per le case della salute, che risale al 2016-2017 tra la regione e le aziende sanitarie, la dovettero era rifirmare questa, perché ne avevano già fatta un'altra in precedenza, ma la normativa di riferimento dei lavori pubblici e nel contempo era modificata. Tradotto tutto questo, lei dice a un certo punto che sono trascorsi 9 anni dall'avvio del piano di rientro e ad oggi abbiamo spogliato il territorio. Sì. Questo è il risultato. Fa l'esempio, per esempio, più eclatante, che è quello di Locri, no? Il territorio della Locride. Certo. Lì proteste a iosa, sindaci vanno a Roma, cittadini che si ritrovano a manifestare, ma poi stringi, non cambia mai nulla. No, non cambia nulla. E un cittadino cosa deve fare? Cosa deve pensare? Ecco, io infatti mi rivolgo a quella che io chiamo in questo libro comunità competente. Cioè io a questo punto dico alla comunità competente, che in questo caso sono, oltre che operatori del settore, ma associazioni di volontariato, amministratori, forze sociali, semplici cittadini. Allora io dico, noi dobbiamo elaborare una proposta, io l'ho elaborata, la confrontiamo e questa proposta poi noi la portiamo dal basso praticamente nelle stanze cosiddette dei bottoni, in questo caso il commissario ma anche il consiglio regionale. Dottore, non è un caso che io il libro l'ho voluto presentare il 18 dicembre in consiglio regionale col presidente Nirto, il presidente Irto, perché quella è la casa dei calabresi, no? Ma anche per investire il Consiglio regionale di questa responsabilità. Per responsabilizzare il Consiglio regionale, perché le proposte noi le possiamo benissimo fare, le confrontiamo col generale Cotticelli, le proposte, il generale Cotticelli ci deve dire no, non va, è sbagliata, però potrebbe essere modificata, cioè non possiamo noi attendere l'uomo solo, diciamo, che in solitudine non si risolve assolutamente niente, perché la situazione è molto complessa. Ecco, perché vede, io a un certo punto il mio libro, io parto da che cosa? Intanto lo dedico ai miei 2 nipoti, in cui parlo di meriti e competenze, che sono fondamentali, e nella sanità ci devono essere, praticamente. No? Sono la precondizione. La precondizione, è la precondizione praticamente, no, questo qua. Ma io dico, a un certo punto, il 17 dicembre del 2009, il calabrese si è svegliato, dice, siamo in piano di rientro. Allora, chiediamoci perché. Senza che il cittadino avesse la benché minima responsabilità di questo. Assolutamente. Perché il cittadino si trova e dice, ma come, io devo come dire, avviarmi un percorso di lacrime e sangue, per che cosa? Certo. Perché altri hanno utilizzato i soldi della sanità, si sono arricchiti con la sanità, hanno giocato sulla salute della gente, così? Sì, vede, c'è stata, ci sono, diciamo, queste campane suonavano da molto tempo e sono state inascoltate dalla classe dirigente complessiva della Calabria, perché in una prima fase che è fondamentale, che è quella degli anni '80, no?
tutto cambia in Italia. Faccio solo degli esempi. Qualche anno precedente, approvazione dello Statuto dei lavoratori. Dici, ma che ci azzecca lo Statuto dei lavoratori? Come no? Tutta la prevenzione sui luoghi di lavoro, c'è nello Statuto dei lavoratori. Ok? E quindi entriamo nel campo della sanità. Ancora la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, e quindi tutto il problema del materno infantile che cambiava. Ancora le nuove sensibilità, la donna, la sua sessualità, no? E quindi allora tutti gli screening dei tumori femminili. Quindi era una società... La condizione degli anziani, perché queste... Gli anziani, che poi io dedico un capitolo sì, questa è una terra dove... Cioè, praticamente, noi siamo dopo il Giappone la seconda nazione, per fortuna, che ha un'aspettativa di vita, siamo la seconda al mondo. Però qui stia attento, dottore, leggiamo il dato. Sì, il Sud ha 3 anni in meno aspettativa di vita. Assolutamente sì, 3 anni. 3 anni in meno. Quindi, allora, tutto cambiava, cambiava tutto. Veniva fuori finalmente che cosa? Le tecnologie, un'evoluzione incredibile delle tecnologie nel campo della sanità. No? Quindi il vecchio ospedale zonale o provinciale, che fino ad ora aveva fatto la sua parte, no? Perché aveva quel piccolo laboratorio d'analisi, la radiologia, clisma opaco, tutta una serie di cosettine praticamente. Un po' di pronto soccorso per l'emergenza. La scienza del medico, la preparazione del medico praticamente, e l'ospedale dava un servizio, no? Dava un servizio. Il venir fuori di tutto ciò invece, non aver compreso la classe dirigente che bisognava cambiare, cosa che hanno fatto nelle regioni del nord Italia. Io ricordo un mio carissimo amico che era direttore sanitario in Veneto, mi disse: guarda, mi hanno mandato la regione perché lì c'era un ospedale, praticamente, dice bisognava trasformarlo questo ospedale in casa della salute. Io dice, avevo lacrime agli occhi perché è un ospedaletto che funzionava, però poi in seguito ho capito, ho compreso. Ecco, questo non c'è stato, questa prima fase. Poi l'altra campana a morto, io dico, si verifica col decreto 56 del 2000, cioè il federalismo sanitario. Quello è stato... Il federalismo sanitario, quando praticamente lì, il federalismo sanitario, sì, viene fatto il fondo di perequazione, di cui se vuole parleremo perché siamo collegati oggi con questo regionalismo differenziato. Cambiano le parole, bisogna molto stare attenti, no? Traduce secessione. Una vera e propria. Il regionalismo differenziato può essere molto pericoloso se viene intaccato il fondo di perequazione, perché noi, senza il fondo di perequazione che venne istituito nel 2000, praticamente come Calabria copriamo il 50% con la nostra fiscalità della spesa. Non ce la faremo mai. Al sesto mese che facciamo? Chiudiamo gli ospedali. Non ce la faremo mai. Dico, se intaccano, ecco perché dobbiamo noi comprendere cosa si intende per ma non credo che questo campanello d'allarme sia stato udito da tutti. Differenziato. Io ne parlo del fondo di perequazione. Questo è un aspetto terrificante. Se io penso alla sanità di domani con questa differenziazione, con questo, come dire, questo paese a 2 velocità, ho paura tremenda, perché la Calabria subirà un contraccolpo terrificante. E quindi, dicevo, con questo decreto, no? E quindi poi con un accordo Stato-Regione del 2004, la festa termina. Io dico, finisce la festa. Cioè praticamente, e quindi siamo a 9 anni, 2000-2009, dal piano di rientro. Quindi noi prima un deficit culturale nel comprendere che tutto stava cambiando, praticamente, no? Secondo luogo, abbiamo ritenuto che alla fine tutto si ripiana, come un tempo, perché un tempo si ripianava, ogni anno con la finanziaria ripianavano il debito della sanità, e quindi ci siamo svegliati col piano. Io perché... Con un macigno. Senta, posso chiedere a lei che posizione ha assunto nella diatriba andata avanti per tanto tempo tra Scura e Oliverio? Era d'accordo nell'assegnare la sanità, no? Nelle qualità di commissario al Presidente della Regione? Allora, le dico subito, intanto la diatriba ha fatto male alla Calabria, no?
assolutamente. Poi in secondo luogo i ministeri, il governo, devono fare una riflessione, cioè se dopo 6 anni e mezzo di commissariamento le cose non andavano bene, vuol dire che il problema era anche nello strumento del commissariamento. È un po' come oggi io molte volte diffido dai commissari nelle aziende, dai commissari nei comuni, perché hanno un ruolo molte volte notarile, di fare il compitino, voglio dire, no? E quindi a mio parere questa è una norma straordinaria che dice che 3 anni dura un commissariamento, salvo che noi siamo qui a 9 anni, quindi è evidente che il commissariamento deve essere rivisto. E qui c'è una norma, ogni volta che il Consiglio dei Ministri nomina un commissario in una regione, scrive, per me le parole sono pietre alcune volte, specialmente nella burocrazia, scrive che deve esserci una leale collaborazione tra la regione e il commissario. Leale collaborazione, a mio parere, deve essere un gioco di squadra, praticamente, no? No, io faccio il mio e tu fai il tuo. No, nella sanità no, perché è come i vasi comunicanti. Se gli ospedali vanno male è perché il territorio non c'è nella sanità, è così, voglio dire, no, se il territorio lavora bene gli ospedali miglioreranno. E questi sono i concetti. Per cui è evidente che un lavoro collegiale è fondamentale in questo settore. Lavoro collegiale che non c'è stato. No. Se Oliveri ha minacciato addirittura di incatenarsi per richiamare l'attenzione del governo, vuol dire che insieme non si poteva lavorare. Sì. E poi il governo ha mostrato una insensibilità, no? Pare chiaro, molto, palese. Sì, evidente. Anche sì. se, voglio dire, il governo regionale e il governo nazionale sono figli della stessa matrice politica, ma non c'è stato. Ha prevalso la volontà forse di mantenere un certo regime perché forse, bazzardo, funzionale, no? Ad un sistema più complessivo. È un suicidio. È un suicidio. Come io dico nel mio libro, è un suicidio quando Scopelliti accetta di farsi commissariare. Perché ricordiamoci che quando il presidente all'epoca Loiero, perché lei sa che prima di commissariare, prima di far entrare una regione in pieno rientro, viene convocato nel Consiglio dei Ministri. Loiero non ha chiuso gli ospedali. Loiero Loiero andò lì, Berlusconi presidente, Sacconi ministro, quindi stiamo parlando di un governo non amico, e Loiero disse: questa è la mia posizione contro il commissariamento, e quindi allora non venne commissariata la Calabria, ma entrò in piano di rientro. Tant'è che tecnicamente si facevano i DPGR, cioè decreti del Presidente della Giunta regionale, non facevano delibere di giunta, era Loiero che faceva decreti. Poi in seguito, a mio parere, lo dico nel libro, 4 mesi dopo, a luglio, 6 mesi dopo, quando Scopelliti va là e accetta il commissariamento. Lui viene nominato commissario con 2 subcommissari. Però entrando in un meccanismo di commissariamento con 2 subcommissari nominati dai 2 ministeri, uno lo nomina il Ministero della Sanità, l'altro il Ministero dell'Economia, significa che tu sei prigioniero. Prigioniero, non puoi tornare. Prigioniero, praticamente. Rimane solo il pennaggio. Ecco, praticamente sei prigioniero, sotto dettatura. Invece qui siamo passati da una fase all'altra, la serie io faccio una cosa, io te la boccio, no? Oliverio progetta un certo tipo di sanità che ha in mente, magari scegliendo i manager che ritiene più funzionali al progetto strategico, politico, sanitario, e il commissario invece tira da un'altra parte. Certo. E i calabresi sono rimasti in mezzo in questa guerra che c'è stata, subendo le conseguenze. Certo. Cioè, ma è possibile che per 9 anni, 10 anni questa regione ha dovuto sorbirsi il blocco del turnover, mentre gli ospedali andavano depauperandosi, mentre c'era bisogno di medici, c'era bisogno di infermieri, di OS? Com'è possibile? È il cane che si morde la coda, perché quando io ho citato non a caso quella deficienza dei LEA attinente alle fratture del femore
testa del femore. Questo è il risultato, è chiaro. Perché c'è questo ritardo? Perché non ci sono anestesisti? Perché se tu devi operare, cioè se tu devi operare una persona entro 48 ore per una frattura della testa del femore in ultra 65enne e non hai gli anestesisti o hai carenza di ortopedici, è evidente che è un po' come il cane che si valuta la coda, è evidente che la lista di attesa aumenta e quindi sei inadempiente per quanto attiene a quel livello essenziale di assistenza. Cioè, ma io come cittadino calabrese me ne frego del blocco del turnover, io voglio che la sanità dia risposte, deve dare le risposte, perché se in una regione viene meno la fiducia nel sistema sanitario e viene meno tutto. C'è uno scollamento da cittadino e istituzioni. Io non credo più nell'istituzione perché non mi garantisce. Ma la sanità, oltre che la tutela della salute è un bene comune, come l'acqua e come l'aria, okay? La salute, primo punto. L'articolo 32 della Costituzione qui non è applicato sulla sanità. Io faccio degli esempi molto concreti da questo punto di vista. No. Quindi noi dobbiamo fare in modo tale che che si rispetti il calabrese e che quindi finalmente l'articolo 32 venga applicato. Ma le chiedo, ma chi deve far rispettare il calabrese? Me lo dica, perché ancora non sono riuscito a individuare quale componente. Allora guardi, io perché ho scritto questo libro? Ho capito, lei ha fatto benissimo, io perché lancia anche questo io l'ho scritto perché io praticamente non voglio essere presuntuoso, assolutamente, perché io praticamente voglio che sto facendo adesso la Madonna Pellegrina, cioè sono stato a Reggio, presentare il libro, a Locri, qui a Cosenza, il 2 sarò a Vibo e via via. Andrò anche a Roma, perché la più grande città della Calabria è Roma, praticamente, perché io voglio che si rinforzi, si attivi una battaglia culturale sulla sanità. Noi non possiamo soltanto fare una battaglia, io gliel'ho detto al sindaco di Locri, giustissima, solo su che dice noi qui ci mancano 10 primari su 16, praticamente ci mancano gli infermieri, questo è evidente, questo è a prescindere, direbbe Totò, no, ma noi dobbiamo fare una battaglia culturale complessiva. È qui che io faccio le proposte concrete. Io faccio proposte concrete. Sì, adesso ci arriviamo alle proposte. Voglio dire. Allora, ecco, quindi io chiamo tutti gli uomini di buona volontà, che io chiamo comunità competente. Ripeto ancora questo termine. Lei fa parte della comunità competente. Lei mi ha chiamato qui. Non mi conosceva, ha visto giustamente e mi ha chiamato qui. Sta svolgendo lei un lavoro fondamentale di socializzazione. I mass media hanno un ruolo importantissimo da questo punto di vista. No, e io ho colto con piacere qui da lei, perché seguo anche i suoi programmi, le sue interviste, che sono molto ficcanti, voglio dire. Ecco, e questo, io sono bipartisan, per me non c'è sulla sanità, cioè tutti coloro che sono competenti, di destra, di sinistra, di centro, dei 5 Stelle, di tutto quanto, voglio dire. Noi dobbiamo su questo elaborare una proposta, perché stiamo attenti. Abbiamo cambiato un commissario? Sarà migliore questo? Se non si fa una riforma, come io dico, della sanità, noi qualche cosina abbiamo migliorato. Continueremo a essere erogatori di mobilità verso le regioni forti del nord, praticamente. Questa è la preoccupazione. Ma lo sa lei? Il cittadino viene come dire, concepito come un utente e un numero, è una persona, parliamo di persone. Dottore, quando a un certo punto in Regione Lombardia hanno ridotto il budget delle cliniche private, perché l'hanno ridotto il budget, sai cosa hanno fatto le cliniche private? No, hanno fatto una serie di studi in tutto il sud. Vengono dei medici qui, visitano e portano al nord. Cioè, io lo chiamo shopping. No, ok, voglio dire, ma è possibile che l'unico che veramente ha fatto un'operazione per la sanità è l'Irosi, mi scusi se faccio pubblicità, ha creato il pullman che io chiamo della tiroide, che arriva a Pisa, che c'è un pullman che va a Pisa, è sempre pieno, voglio dire. Ma no? io penso anche a quella povera gente che essendoci questa crisi economica molto forte, rinuncia addirittura anche a curarsi. Certo.
Ma com'è possibile? Una regione può consentire questo, la politica può consentire questo, le istituzioni possono consentire questo? Io credo di no. Sì, sì. E ci sono persone addirittura che scivolano verso la povertà per curarsi, quel ceto medio, voglio dire, che è sempre lì al limite. Famiglie che si rivolgono agli usurai per farsi curare. Ma io metto un dato allarmante lì, dottore, nel libro. Io dico che alle famiglie nel corso di 5 anni è costato 460 milioni di euro, vitto, alloggio, viaggi. Sono visto adesso la pubblicità che passa alle reti nazionali, queste grandi strutture del nord che offrono vitto, alloggio ai parenti, è una cosa, io la sento dietro una forma di buon samaritano, una cosa allucinante, perché sono organizzati, è un business praticamente, no? Si sono organizzati. Però voglio dire anche una cosa, dottore, a noi il governo D'Alema, no, allora, diede alla Calabria dei fondi proprio perché si costruissero delle foresterie. Una di queste doveva venire a Reggio Calabria, accanto agli ospedali uniti. uniti. Traccia? No. Se lei guarda la Corte dei Conti, leggendo l'ultimo della veloce, c'è quella legge e con i soldi la gente dice ma nessuno va lì a capire cos'è quella legge. Quella legge è quella, sono praticamente soldi per costruire a Reggio Calabria questa foresteria. Ci siamo qui, anche le nostre responsabilità. Ma non solo questo, perché mi ricordo dell'ex legge 21 vennero data la possibilità di costruire nei vari territori della Calabria delle RSA nei piccoli. Non sono mai entrate in funzione. Alcune ultimate, con attrezzate di tutto punto, ma rimaste chiuse. Nelle case della salute ci sono rimasti 67 milioni, ma erano di più, voglio dire, sono dal 2010 questi soldi che ci sono, come diceva lei. 67 milioni di euro nel 2010 sono una somma, oggi sono un'altra, e sono lì, voglio dire. Lì, bloccati. Poi ci sono altri soldi di cui possiamo parlare. Sì, ne parliamo, mi racconta un po' questi soldi che ci sono, che non vengono utilizzati, non si capisce perché, o lei è riuscito a sapere il perché? Il motivo perché questi soldi non vengono svincolati, non vengono messi alla sanità. Alcuni di questi fondi, quando ci riferiamo per esempio a fondi che dovrebbero sviluppare una funzione, no, i fondi di parte corrente in questo caso, praticamente a mio parere non sono utilizzati perché c'è una carenza di cultura nella progettualità. No, per esempio ne parlo nel libro, proprio una delle mie proposte di riforma. Praticamente. Altri sono fondi che sono in cui il progetto magari è fatto male, in cui alcune volte in passato si dava ad ingegneri civili, i quali avevano la cultura di come costruire una casa, ma non di come costruire un ospedale, perché se tu in un ospedale ci metti il battiscopa, no? Ti vanno in AS e ti fanno la sanzione, perché il battiscopa è il recettacolo di polvere, devi metterci lo sguscio. Oggi queste cose per fortuna si sanno, ma allora, se se lo ricorda l'articolo 20, no. Legge 1987, cioè nel 1987 diedero alle regioni d'Italia, il governo dell'epoca, dei fondi perché questi ospedali venissero messi a norma. No? Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli in questa regione. Vediamo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Naturalmente, mentre voi vedete la pubblicità, noi si continuava a ragionare, a discutere di sanità, perché Rubens Curì è uno che ne sa davvero tanta di sanità. Potrebbe essere, come dire, qualcuno illuminato potrebbe dire, ma visto che hai immaginato questa proposta, ne vogliamo parlare, vogliamo discuterne, vogliamo coinvolgerti, ma queste cose in Calabria non esistono, perché ognuno dice io, il noi è un passaggio che culturalmente forse facciamo fatica, no? A condividere. L'individualismo. A condividere. Senta, passiamo alla proposta. Lei dice una proposta di riforma sanitaria e mette 2 punti, parte da 2 punti. Il primo è gli ospedali, agli ospedali, mi dice poi cosa vuol dire, e valorizzare la medicina distrettuale e la prevenzione. Perfetto.
Ecco, potrebbero sembrare degli slogan, poi io entro nel merito, infatti. Allora, io partirei dalla medicina distrettuale, in primo luogo. Allora, nel 2009, vede come sempre andiamo a ritroso, no? Nel 2009 a un certo punto il Ministero della Sanità, il governo, eccetera, decide che cosa? Decide di stanziare dei fondi per quanto attiene alla cosiddetta medicina di base, medici di famiglia, medici di medicina generale, come li vogliamo chiamare praticamente. E da lì nasce una proposta che via via è sempre stata affinata e articolata, no? In cui le cosiddette UCCP, unità complesse di cure primarie, questo acronimo bruttino, voglio dire, in soldoni che cosa sono? UCCP e altre, sono praticamente, in Calabria questa proposta è molto importante perché noi abbiamo una miriade di paesini, di borghi, no? Cosa sono? È garantire un'assistenza H24, no? In tutta la realtà calabrese, ma soprattutto io dico in questi paesini, cioè nel senso che se tu stai male, tu Curia stai male e stai a Rocca Cannuccia, a Civita, facciamo un esempio, no? Qui. Allora è evidente che tu sai che nel tuo bacino, che può essere di 15.000-20.000 abitanti, c'è sempre aperto H24, no? Una struttura sanitaria, dove ci sono dentro a turno i medici di medicina generale, il medico di guardia medica che si chiama medico assistenziale, ci può essere lo specialista, ci può essere il pediatra di libera scelta, di notte quindi è aperto, quindi tu prima di scappare all'ospedale che è un po' più lontano, tu vai in questa struttura che può essere o una struttura pubblica se c'è lì un poliambulatorio pubblico o il comune che mette a disposizione dei locali, oppure un ambulatorio di un medico generale che mette a disposizione i locali dove turnano. E quindi questo è importante. Perché è importante? È importante perché ci sono tutta una serie di questioni, ma è soprattutto importante perché tamponano i cosiddetti codici bianchi e codici verdi, perché no, queste quindi persone drenano l'accesso agli evidente. ospedali. Ma cos'è? Un tentativo del genere qualche tempo fa è stato fatto? Sì, e io, siccome ero io che sperimentavo, ero allora in assessorato, seguivo tutta la vicenda. Poi a un certo punto sono state... Che succede? Che all'epoca il Ministero diede prima un finanziamento che era per la sperimentazione. Mi pare costassero 10 milioni all'anno. La sperimentazione. Tenda conto che non sono fondi questi del fondo sanitario, sono fondi extra. Non è che sono fondi del fondo sanitario, sono fondi extra, sono fondi che riguardano il piano sanitario nazionale. Allora abbiamo fatto una sperimentazione, mi ricordo a Cosenza la presentammo anni fa, e che poi deve essere evidente, quando è sperimentale una cosa deve essere affinata, è evidente, no? Perché è una cosa molto importante. E quindi allora è importante che i soldi ci sono, anche qui torniamo. Quando ho parlato dei soldi, la funzione. Sono, ma sono rimasti. I fondi sono perché ogni anno il governo li stanzia questi fondi che sono accumulati. È in automatico, diciamo ormai. In rapporto al numero degli abitanti. Noi praticamente, poiché il numero di abitanti si è ridotto in Calabria, 1.976.000 da 2.054.000, quindi i soldi si sono anche ridotti praticamente, no? Su questo. E quindi allora il medico di medicina generale, che ha un ruolo importante, che ha un ruolo fondamentale, tu lo porti un'altra volta al centro e tenga conto che in questa struttura ci può andare anche il cardiologo, lo specialista ambulatoriale. Tutti, no. Un dermatologo ci può andare. In base alle prenotazioni praticamente che ci sono, allora i soldi ci sono, la progettazione c'è. Finalmente adesso Ascura, prima di andare via in articulo mortis, aveva firmato un accordo con i medici di medicina generale praticamente su questa questione, no? E questo quindi valorizzare il territorio. Poi tutto ciò che è la prevenzione anche, che è importante. Io ho lavorato nella prevenzione per tantissimi anni, voglio dire, no? E che è fondamentale nella nostra prevenzione, no?
tenga conto, a costi già coperti. tutto, non è nel piano sanitario, non è nel fondo sanitario. Cioè chiavi in mano si può aprire, niente, non è basta la buona volontà di un'amministrazione comunale di questi piccoli centri che dà una sede. Insomma. Non sono fondi del fondo sanitario regionale, sono fondi extra che ogni anno vengono dati alle regioni italiane. Ma poi, le chiedo scusa, non si va a sovrapporre all'offerta che già c'è sul territorio delle varie ASP? In che senso? Cioè se io creo questa struttura, no? Dove ospito una serie di professionisti. No, sono gli stessi professionisti che praticamente... Sì, ho capito, cioè, dico, ma svincolarli dal rapporto... loro hanno soldi extra praticamente, in rapporto al numero delle ore. Quindi svincolarli dal rapporto di dipendenza con l'azienda sanitaria. Io e lei abbiamo due studi medici, siamo medici generali. Ci mettiamo insieme e facciamo... Che facciamo? Lei ha il turno suo di mattina, le sue visite, eccetera. Il pomeriggio viene il collega, lei viene e lavora nel mio studio, ma non per i pazienti, per tutti praticamente, non per i suoi, perché i suoi lei li tratta nel suo studio, ma lì viene per tutti quanti. Cioè, quindi il cittadino sa che lì è sempre aperta una struttura sanitaria. Ma che faccio io col poliambulatorio dell'azienda che in quel territorio ha aperto l'azienda sanitaria locale? Fa benissimo questo. Allora, siccome il cittadino di Laino Borgo, c'è questa struttura, anziché andare al poliambulatorio dell'ASP che si trova, eccetera, eccetera, lui ha una visita prenotata col cardiologo, perché sai che il cardiologo una volta alla settimana, e quindi è prenotato lì praticamente, in un posto più vicino, così abbatte le liste d'attesa anche, no? E quindi poi mentre gli altri pazienti andranno nella struttura pubblica, nell'ex SAUB come veniva chiamata, i sumaisti, stiamo parlando dei sumaisti, chiamati così, specialisti ambulatoriali, perché tra l'altro il sumaista viene anche pagato in rapporto al numero di chilometri che fa, quindi tutto non è che ci perde nulla. Non so se è chiaro quello che io sto esponendo. Ho capito. Quindi lei abbatte in questo modo anche le liste di attesa. Quindi il cittadino sta a casa sua, abbatte le liste di attesa del poliambulatorio, no, praticamente, e via dicendo. E quindi questa è una cosa importante. Non grava sull'ospedale. Perché l'ospedale, dottore, quando io dico l'ospedale, l'ospedale, a mio parere, non deve fare attività ambulatoriale extra se non seguire i propri pazienti che ha dimesso. L'ospedale deve fare ricerca, l'ospedale deve... Allora, perché io dico a questo punto, e qui l'altro punto fondamentale, perché io parlo di ASO e di aziende sanitarie territoriali, AST. ASO significa aziende sanitarie ospedaliere. Quindi io dico che a questo punto bisogna separare tutto ciò che è territorio, organizzativamente, da tutto ciò che è ospedaliero. Cioè, il territorio si dedicherà a tutte le attività territoriali e quindi potrà fare gli screening, potrà fare la veterinaria, potrà fare la specialistica ambulatoriale e farla bene, quindi tutta la prevenzione, no? Ma lei lo sa, dottore, quando io parlo che l'articolo 32 qui non è vigente, perché noi abbiamo aziende sanitarie dove lo screening del colon retto, che significa ricerca del sangue occulto nelle feci, praticamente, ci sono aziende sanitarie in Calabria, come quella di Reggio Calabria, che non la fanno. Per cui il cittadino di Padova che riceve la letterina, no, ogni 2 anni gli si dice: allora, fai lo screening, non fa altro che strisciare le feci con un bastoncino, portarle al laboratorio dell'ASP di Padova, loro ti fanno la ricerca e ti dicono: ah, c'è sangue occulto, facciamo la rettocoloscopia, dopodiché quando vedono che c'è qualche cosina intervengono, quindi tu intervieni in una precancerosi e salvi la vita della persona. La stessa cosa che facciamo qui. Voglio dire, no, vedete, questo è il fatto. E allora, quindi è evidente che c'è il cittadino di Padova rispetto al cittadino di Reggio Calabria, che sono completamente differenti in rapporto all'articolo 32 della nostra Costituzione. No. E anche qui tenga conto di una cosa, dottore mio. Quello di Reggio paga il doppio, quello che paga il cittadino. Noi paghiamo 98 milioni tra IRPEF e IRAP, quindi praticamente. E ora se noi sfondiamo, come pare, come le ho detto, che
chi parla di 106, chi di 160, 120, cioè ancora dobbiamo vedere un po' tutto quanto. Praticamente ci aumenteranno l'IRAP e l'IRPEF, ce lo aumenteranno. Ancora più. Quindi al danno la beffa, voglio dire, no? Quindi stavo dicendo, il cittadino Il cittadino quindi di Padova riceve la sua letterina dall'ASL, anche qui vede come si crea poi fiducia nelle istituzioni, non ho la lettera dell'Agenzia delle Entrate, cittadino. dobbiamo solo pagare noi l'IMU, mi arriva a me la cosa dell'acqua, dell'IMU e tutto il resto, voglio dire, mentre il cittadino di Calabria no. Allora poi quando lei va a leggere le statistiche, lei vede che praticamente in Calabria c'è un alto numero di carcinoma del colon retto, morte per colon retto, morte per carcinoma del colon retto, voglio dire, e qui non ci sono responsabilità. Cioè, ripeto, i soldi sono fuori dal fondo sanitario, anche questi, regionali, fuori dal fondo sanitario regionale. E qui ci dovrebbe scrivere un libro. Quindi, e allora, ecco perché il direttore generale dell'azienda sanitaria, quando arriva lì, nel suo studio, lui non ha più gli ospedali e le cliniche private, ha questo e fa questo e si applica su queste cose praticamente, sono fondamentali, si applica sulle case della salute. Io dedico un capitolo alle case della salute, sono dettagliato io nelle schede sulle case, perché io credo alle case della salute. Certo, se tu a un cittadino di Praia a Mare gli dici ti chiudo l'ospedale e non ti do niente, no, il cittadino di Praia a Mare giustamente ti fa il comitato, ti fa ricorso al Consiglio di Stato. Le case della salute, le case della salute hanno dei posti letto, questo la gente non sa, che si chiamano posti letto territoriali, perché hanno i posti letto per la disabilità mentale, i posti letto per le tossicodipendenze, i posti letto per la DCA, disturbi di comportamento alimentare e via dicendo. Le case non sono dei poliambulatori, le case della salute. Il poliambulatorio INAM era il poliambulatorio dell'INAM, che funzionava tra l'altro. Sono state istituite il 21 dicembre del 2011 le case della salute, sì, no? sì. Allora lei cita Cosenza, nell'ASP di Cosenza, Praia a Mare, Trebisacce, San Marco Argentano e Cariati. Certo, poi io dico lì che poi i consigli di Stato hanno l'ASP di Crotone, Mesoraca. piattaforma sanitaria di Mesoraca, l'ASP di Catanzaro Chiaravalle, l'ASP di Reggio Calabria Scilla e Siderno. Stia attento però, posso? Sì, come no. Le dico, allora, noi a un certo punto ci sono le case della salute e i CAPT, Sì, sì. no, Questo- sono la stessa cosa. Perché non si chiamano case della salute i CAPT? Perché le case della salute sono con finanziamenti europei, l'unità dell'Unione Europea. I CAPT invece... Hanno un bacino d'utenza, necessitano un bacino d'utenza, però, no? Sì, però la funzione dei CAPT, delle case della salute, è la medesima, solo che si chiamarono case della salute perché quelle avevano fondi europei, questi altri non potevano averli perché i soldi erano quelli, i soldi. Lei dice che CAPT e case della salute dovrebbero essere attive 20 strutture con un bacino d'utenza Certo. di 75.000 fino a 100.000 abitanti. Certo. Questi presidi, che lei ha definito linee guida ministeriali, dovranno svolgere un ruolo strategico di distretto sociosanitario per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria nella loro unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione. Perfetto. Quello che diceva prima. Esatto. Quindi, allora, siccome le case della salute, quindi, anche qui... Ma se non ci sono? Ma anche qui c'è un errore, non ci sono prima, e c'è anche un errore, perché bisogna andare a parlare con la gente. Cioè non si poteva essere illuministi, cioè dall'alto, ma andare a discutere, era su prima ancora, perché la proposta, andare a discutere con i cittadini di Cariati e dire, cari amici, spiegargli che cosa vai a fare sul territorio. Esatto, se tu non gli dici che cosa vai a fare, se tu invece gli dici ti chiudo l'ospedale e ti faccio una cosa che non so che cosa è praticamente, è evidente che si creano i comitati dei cittadini, quindi discuterne con le persone. Però il punto di emergenza, di risposta ad una richiesta di intervento emergente e di emergenza bisogna averlo. E dentro la casa salute c'è, perché dentro la casa salute lei c'ha l'UCCP. Non un pronto soccorso, ma c'è il punto vengono stabilizzati, è un punto di primo intervento dove il paziente viene stabilizzato praticamente. Per essere poi destinato a una struttura più. Certo, per essere destinato. Quindi bisogna capire che la gente al nulla preferisce qualche cosina, in questo caso il vecchio ospedale,
no? Perché ha bisogno di una sicurezza la persona. Guardi, quando ridisegnarono, decisero di chiudere questi ospedali, per esempio, ne parlo della provincia di Cosenza, chi ha avuto in mano la possibilità di fare questo piano ha ritenuto di chiudere i due ospedali di frontiera, vale a dire Praia a Mare e Trebisacce, dicendo chiudiamo questi due, tanto la gente va a curarsi. Allora hanno stabilito che tra Praia a Mare il primo presidio sanitario utile era appunto l'ospedale di Cetraro, cioè da Praia a Mare a Cetraro, facendo i calcoli ci vorranno 10 minuti, ma solo chi non conosce questo territorio ha potuto immaginare una cosa del genere, perché d'estate da Praia a Mare, nei giorni estivi, nei giorni delle vacanze, da Praia a Mare raggiungere Cetraro ci vogliono 1 ora e mezza, 2 ore. Torniamo qui ai commissari che non sanno l'orografia. Ma voglio dire, ma come si fa a fare una cosa del genere? Cioè insensata proprio. E poi si è verificato che cosa? Che è aumentata la mobilità verso la Puglia. Sì. Perché la gente... No, lì è andata verso la Basilicata, dall'altra parte è andata la Puglia. Poi non si capisce, il Consiglio di Stato viene attuato, si riparte, adesso ritorna ad essere un ospedale. Cioè queste cose un po' che mostrano, come dire, una confusione proprio di idea, di progetto. Non c'è, un'idea di sanità non c'è. È là che io torno, perché quando a un certo punto io parlo delle ASO, aziende sanitarie ospedaliere, no? Cosa significa questo? Io dico che tutta la spedalità, anche quella privata, accreditata, deve essere gestita dal direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera. Perché io faccio questa proposta? Perché praticamente, facciamo un esempio come al solito, urologia. L'urologia di Reggio Calabria, per esempio, dell'azienda ospedaliera di Reggio, c'ha il robot, ok? L'urologia di Locri non ce l'ha e per i costi non lo può avere. Allora io che faccio? Intanto creo un medico di serie A e un medico di serie B. C'è l'urologo che sa usare il robot e l'urologo non lo sa usare, ok? In secondo luogo, che succede praticamente? Che si deprezza quindi quella unità operativa di urologia e la gente va via. Se tu invece, unificando questi ospedali, no, e creando il dipartimento di urologia, tu hai che il direttore del dipartimento, no, è responsabile della formazione e dell'aggiornamento del personale, tutti todos caballeros, ok? Ecco. Il medico ospedaliero può andare 1 volta, 2 volte alla settimana a usare il robot anche a Reggio Calabria, no? Cioè si crea qualità praticamente, no? Si crea qualità. Il cittadino di Locri viene curato come cittadino. Perché come le ho detto io, poi perché, e quindi voglio dire, gli ospedali si valorizzano, perché quando io parlo di innovazione, io dico che è necessaria una governance dell'innovazione organizzativa, e quindi la riforma praticamente, che è fondamentale, e dell'acquisto delle attrezzature anche, perché oggi lei mi insegna che una risonanza nell'arco di 4 anni è vecchia, ma è superata anche tecnologicamente, per cui lei ha una risonanza ad alta definizione nuova che entra nel particolare maggiormente, e quindi è garanzia sia per il medico sia per il cittadino di fare una diagnosi, no? Allora quindi ecco che il piccolo ospedale, no, a questo punto di Locri non ha più ragione, no, così esiste, si conclova con l'azienda ospedaliera e si valorizza. Questo è il punto fondamentale. Senta, siamo in chiusura, lei crede, immagina che questa che lei chiama comunità competente riuscirà a fare fronte comune? Guardi, intanto io ci metto la faccia, perché praticamente quello che sto dicendo, potevo anche non fare la proposta,
fino all'analisi tutti eravamo d'accordo alla denuncia. Poi ci vuole sempre la proposta. Io faccio una proposta e quindi io dico, io sollecito a questo punto, io non sono altro che un piccolo medico di campagna che a un certo punto ha deciso con la sua esperienza di dire la sua, e io sollecito dei confronti costruttivi, unità di intenti e un'elaborazione di una proposta. Io questo libro l'ho mandato anche al generale Cotticelli, voglio dire, no? Speriamo lo legga. Generale Cotticelli, cioè sono aperto, ripeto, a ogni contributo, perché credo, perché i calabresi poi, dottore mio, io ho 2 figli, una sta a Milano, una sta a Padova, no? E le dico una cosa, io quando vado in queste realtà vedo calabresi negli ospedali, che sono gente eccezionale, voglio dire, no? E quindi i calabresi sono persone eccezionali. Io qui chiudo veramente, non ho parlato di buoni esempi di sanità che ci sono in Calabria, il libro li cito. Sì, vabbè, ma ci sono, è chiaro. È evidente, non voglio con questo, assolutamente. E quindi allora, ecco, io credo in questa comunità competente e spero che faccia fronte comune. La ringrazio. Intanto io ringrazio, da calabrese ringrazio per questo contributo, perché è interessante, lo faccio vedere, questo è il libro, leggetelo perché ci sono alcuni spunti che vale la pena di conoscere e di approfondire. E poi c'è il coraggio finalmente di fare una proposta, perché in questa regione analisi se ne fanno tante, constatare ciò che non funziona, è pieno di situazioni di questo tipo, però cogliere anche alcuni aspetti positivi, alcuni elementi che danno poi la forza, la spinta, l'energia per ribaltare il quadro esistente attraverso un percorso, il percorso della proposta. Grazie a Rubens Curiel. Grazie a lei, grazie a lei. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.